La lista rosso-verde Città Futura, dopo l'esperienza maturata nella precedente amministrazione comunale di centro-sinistra, si ripresenta alle ormai imminenti elezioni amministrative di Portogruaro. Ci puoi dire brevemente quando è nata questa lista e perché avete scelto il simbolo della bicicletta? Allora, io non c'ero, la lista è nata quando c'era la questione della centrale Mirant e quindi l'obiettivo principale della lista rosso-verde quando è nata era quello di contrastare la centrale Mirant, proponendo invece altre forme di energia che non fossero quelle della centrale a turbogas troppo impattante per il territorio, ma che derivassero dalle energie pulite e rinnovabili. In questo senso il simbolo della bicicletta era legato al fatto che era un mezzo pienamente sostenibile e che produce energia solo pedalando e quindi pulita. Quindi quanti anni fa più o meno? Prima delle elezioni amministrative scorse, quindi 2004. Ah, ok. E ha una caratteristica però questa bicicletta, ha una ruota rossa e una ruota verde, penso non sia casuale il colore di No. queste due ruote, ce ne vuoi parlare? Sì, beh, penso che ormai tutti sappiano che nella giunta scorsa eravamo presenti come rossoverdi e le due ruote avevano i simboli di due partiti, i Verdi e Rifondazione Comunista. E prima della tornata elettorale scorsa, quella che poi è finita col commissariamento, abbiamo deciso di rimuovere i simboli dei partiti, nel senso che volevamo connotarci come lista civica che si riconosceva in un progetto che si chiama la Città Futura e che non voleva dipendere da logiche di partito. Questa scelta ovviamente non è stata come dire, condivisa da Rifondazione Comunista, che è uscita. Noi però abbiamo ottenuto i colori perché ci sembra che comunque sia di immediata comprensione da parte anche del cittadino che il verde identifica l'ambiente e il rosso identifica i diritti. Ecco, appunto di questo volevo farti la prossima domanda. Attenzione verso l'ambiente, ma anche ai diritti dei cittadini. Proprio in questo ultimo periodo il diritto al lavoro è venuto meno per molte persone. Nel suo piccolo, secondo te, che cosa può fare un'amministrazione comunale per aiutare chi ha perso il posto di lavoro o chi magari non riesce a trovarne uno? Allora, qua noi nel nostro programma abbiamo delle idee. Chiaramente la competenza del lavoro non è prioritariamente dell'amministrazione comunale, nel senso che è della provincia e della regione, però noi pensiamo che qualcosa si può fare. Nel nostro programma abbiamo messo, ad esempio, e poi è stato recepito dal programma di Bertoncello, di destinare un fondo del bilancio comunale, noi avevamo messo almeno pari all'1%, questo prima che in realtà scoppiasse la crisi così forte, quindi si può anche valutare di aumentarlo a sostegno delle famiglie di lavoratori in difficoltà, questo per garantire un potenziamento degli ammortizzatori sociali che vengono dati dallo Stato oppure laddove non vengono dati. E questa è un'idea. Dopodiché è necessario puntare sullo sviluppo, ma io direi anche sulla formazione. Tu dici anche chi non riesce a trovare lavoro. Qua abbiamo la fortuna di avere ad esempio un polo universitario che andrebbe sostenuto proprio per la capacità di formare risorse umane competenti pur rimanendo nel territorio, quindi non costringendo le famiglie a sostenere spese aggiuntive per mandare i ragazzi a studiare fuori, cosa che magari in questo periodo è più difficile che in altri. E poi, come ho detto altre volte, puntare su uno sviluppo che per noi però vuol dire green economy, economia verde e sviluppo sostenibile, quindi creare sì posti di lavoro a Portogruaro o almeno
collaborare con provincia, regione, chi si occupa della materia del lavoro per potenziare le possibilità di trovare lavoro a Portogruaro, però noi vogliamo posti di lavoro che siano puliti e noi crediamo che con uno sviluppo dell'agricoltura, ad esempio, noi abbiamo messo degli incentivi particolari al settore biologico, che è l'unico settore dell'agricoltura attualmente in crescita, con uno sviluppo sostenibile. E la nostra realtà ha tutte le carte in regola per fare dello sviluppo sostenibile. E ridestinando ad esempio l'area Exeni a produzioni appunto della green economy, verdi, industrie che fanno fotovoltaico piuttosto che cose di questo genere, noi crediamo che si possa mettere insieme una serie di azioni che possono garantire la riqualificazione e un'uscita dalla crisi per il territorio locale. In un articolo che è apparso sul vostro periodico parlate del distacco dei cittadini dalla politica. Come si può ricucire questo strappo tra cittadini e politica? L'impressione che io ho, per esempio, è la seguente, cioè i cittadini votano i propri, rimanendo nel locale, no, candidati consiglieri, delegando loro in tutto e per tutto sulle questioni locali. Questa è l'impressione che io ho. Cioè io voto, boh, ok, adesso ho fatto il mio, sono fate a posto. voi. Sì, è per questo che noi puntiamo molto sulla partecipazione, nel senso che questa è una cosa generale, la crisi della democrazia rappresentativa, cioè si sta dimostrando sempre di più, non solo da noi e non solo in Italia, che fare democrazia tramite il voto non è più sufficiente, perché spesso poi quelli che ti dovrebbero rappresentare non tengono i rapporti col territorio, che magari una volta erano garantiti dalle strutture di partito, eccetera, che consentono che gli interessi dei cittadini della base siano effettivamente rappresentati. Quindi secondo noi bisogna spingere per una democrazia appunto partecipativa, in cui diamo più voce ai cittadini. Esperimenti di questo tipo a Portogruaro ne sono già stati fatti, perché è stato fatto il progetto Gentilmente, è stato fatto il progetto Vivere con Stile, è stato fatto il nostro stesso bilancio, è stato fatto il PAT, il piano di assetto di territorio, con una partecipazione di genere, quindi delle donne, perché c'è un utilizzo della città al femminile che è diversa di quella al maschile per i compiti di cura che hanno le donne, e il nostro stesso bilancio è stato fatto in modo partecipato, nel senso che è stato fatto a seguito di 3 incontri con i cittadini. Ma sono più cittadini o membri di associazioni, rappresentanti di associazioni? Tu dici in generale nella Sì. partecipazione? No, allora la partecipazione, per come è concepita, è aperta a tutti i cittadini. Poi di solito succede che chi si interessa di più sono i cittadini che già sono impegnati in associazioni, quindi può essere che gran parte di quelli che poi vengono alle riunioni sono quelli che hanno già una sensibilità, per cui sono già in associazioni, oppure sono i cittadini molto interessati dal problema. Uno sente molto, faccio non so, una riunione sulle centrali, è ovvio che viene sulle centrali a biomassa intendo, è ovvio che viene chi è interessato al problema, però lì noi non possiamo fare niente ovviamente per forzare chi non è interessato a venire. A noi interessa dare occasioni alla gente di parlare in prima persona e non attraverso i delegati.